Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo a tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia. Il 2 giugno 1946 nacque la Repubblica Italiana e le donne andarono a votare per la prima volta. Io mi ricordo che andavo in giro per tutti i paesi della Castellana, per tutta la provincia, per convincere le donne a votare. Peccato che io non lo potessi fare perché all'epoca si diventava maggiorenni a 21 anni. Devo dire la verità che non abbiamo mai avuto difficoltà a convincere le contadine ad andare a votare. Il problema semmai era su come partecipare, come dobbiamo fare, riusciremo a non sbagliare, come possiamo partecipare al meglio. Non eravamo pronte. E fu allora che mi chiesero di diventare la sindacalista delle filandine.